Chiesa di Chiavari, rinnovati nella gioia del Vangelo è l'invito del Vescovo ai fedeli di tutta la diocesi per domenica 10 giugno. In cattedrale a Chiavari si porterà a compimento il cammino sinodale. Sta per chiudersi per la Ailex di Chiavari il periodo del concordato. In attesa dell'acquisizione di nuove commesse è in partenza a giugno una nuova linea produttiva. Il Vescovo ieri ha celebrato la messa in fabbrica. Rocciatori al lavoro sul versante franato alla IML di Casarza Ligure. Iniziate oggi le operazioni di messa in sicurezza. L'azienda spera di tornare al più presto alla piena operatività dello stabilimento. La Collina delle Grazie è svelata ai chiavaresi durante la giornata dell'Associazione Dimore Storiche. L'area è un patrimonio di straordinaria ricchezza. Il vincolo monumentale la tutela dal 2008. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Il cammino sinodale in diocesi sta giungendo a compimento. Il frutto di questo lavoro verrà messo in condivisione per tracciare le linee d'azione future per la nostra comunità. Il Vescovo ha convocato una grande assemblea che si svolgerà il 10 giugno prossimo. Chiesa di Chiavari, rinnovati nella gioia del Vangelo è l'invito rivolto a tutti i fedeli, nessuno escluso. Per questo il Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, ha scritto una lettera di cui i parroci daranno lettura domenica durante le messe. Sentiamo la sintesi con Cristina Oneto. Prende le mosse dal convegno ecclesiale della Chiesa italiana tenuto a Firenze nel 2015 il cammino sinodale che nella diocesi di Chiavari giunge ad un punto di compimento. Il Vescovo Alberto Tanasini convoca per domenica 10 giugno una grande assemblea diocesana per condividere un tempo di festa e di sintesi del lavoro svolto. L'invito è rivolto personalmente dal Vescovo a ciascun fedele attraverso una lettera affidata ai parroci che domenica prossima leggeranno nel dare l'annuncio dell'appuntamento. La nostra Chiesa chiavarese, scrive Monsignor Tanasini, si è impegnata a rispondere al desiderio di Papa Francesco che ci si dedichi ad un rinnovato annuncio del Vangelo e che per questo la Chiesa si mette in condizione di farlo. La sollecitazione del Pontefice, contenuta nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ha segnato il passo del cammino della Chiesa di Chiavari, iniziato con il convegno diocesano 2016. Ho chiesto, prosegue il Vescovo nella lettera, che insieme prendessimo coscienza di un tale dovere, esaminassimo le vie da percorrere e identificassimo gli impegni da assumere per essere il più adeguati possibile ad obbedire alla perenne richiesta del Signore Gesù di essergli testimoni efficaci ed annunciatori fedeli del Vangelo ad ogni uomo anche del nostro tempo. Dopo il convegno, il lavoro sinodale è proseguito attraverso i tavoli di condivisione e confronto che hanno visto un buon numero di fedeli impegnati. Ora è giunto il momento di raccoglierne i frutti. Per questo il pastore della diocesi convoca tutta la Chiesa chiavarese, sacerdoti e fedeli, a riunirsi con l'intento di testimoniare l'unità della nostra Chiesa e raccogliere le indicazioni frutto del lavoro effettuato. Con questo scopo, spiega ancora il Vescovo, dispongo che nel pomeriggio di domenica 10 giugno non si tengano in diocesi altre celebrazioni, ma si invitino i fedeli tutti, anche ospiti occasionali, a ritrovarsi nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, dove si terrà un'assemblea, si celebrerà l'unica Eucaristia, si condividerà il pasto serale. Chiedo, conclude il Vescovo, di rispondere con generosità a questo invito, che non è per addetti ai lavori, ma vorrei che fosse sentito da tutti come rivolto personalmente a ciascuno, a tutti coloro che hanno a cuore davvero la vita della nostra Chiesa e che l'evento fosse quindi sentito come proprio, vissuto con il desiderio di intraprendere un nuovo cammino comune. Ricordiamo dunque l'appuntamento domenica 10 giugno, l'inizio alle 17:30 sul Sagrato della Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, alle 19 la messa e a seguire la cena e la festa nelle cortile del seminario. E tra pochi giorni, giovedì 31 maggio, ricorre la solennità del Corpus Domini. In diocesi il Vescovo presiederà la messa che, secondo una tradizione itinerante, quest'anno si terrà nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari a partire dalle 20:30. Concelebreranno i parroci e i preti della città e il capitolo della cattedrale a seguire la processione. Vista la coincidenza con l'ultimo giorno del mese mariano, il percorso si snoderà attraverso via Descalzi e salita Bacezza per raggiungere il santuario di Nostra Signora dell'Olivo. Al santuario sul piazzale si terrà un momento di adorazione e di benedizione eucaristica, la partenza da Rupinaro intorno alle 21:30.
E ora i temi del lavoro con le parole del Vescovo pronunciate ieri alla Ailex di San Pier di Canne a Chiavari. La dignità della persona dovrebbe essere il parametro con la quale si considerano i beni e non il contrario. Troppe volte diamo valore alla persona basandoci sui beni che possiede, ma questo è sbagliato. Sono le parole di Monsignor Alberto Tanasini, che ieri ha incontrato i lavoratori della fabbrica di San Pier di Canne, dove sta per concludersi il periodo del concordato. L'azienda si prepara a far partire nuove commesse. Il lavoro per i quasi 300 dipendenti comunque è assicurato per tutto il 2018. Agli inizi di giugno inoltre entrerà in funzione una nuova linea produttiva. Sentiamo. È una linea produttiva che noi abbiamo realizzato per conto di Fiat Ducato, dovrebbe entrare in funzione nelle prossime settimane, quindi a brevissimo, e quindi siamo molto contenti di questa. Non è una nuova commessa perché è un'attività Ducato già lo facevamo noi. È un prodotto che abbiamo rinnovato, Fiat ci ha approvato e quindi siamo soddisfatti. A proposito delle commesse, si sta attendendo l'arrivo di nuove, l'azienda è di nuovo sul mercato? L'azienda è assolutamente di nuovo sul mercato, stiamo lavorando con gli attuali clienti che conosciamo, Fiat in testa ma non solo, piuttosto che BMW, Peugeot e più grossi costruttori d'auto europei. Ma anche con nuovi entranti, possibili nuovi clienti, sia nel settore automotive che anche settori, comunque società che arrivano da settori diversi che si stanno lanciando nel settore automobilistico. Uno dei timori principali nel passaggio di consegne di proprietà alla nuova azienda giapponese era quello della permanenza sul territorio di questa azienda e la tenuta occupazionale. Questi sono confermati entrambi? Sono confermati entrambi. Per tutto il 2018 non ci sono problemi di natura occupazionale, abbiamo commesse sufficienti per poter avere un buon risultato quest'anno. Poi tutto dipenderà ovviamente dalle nuove commesse che stiamo cercando di portare a casa, che speriamo di poter portare a casa a breve. Per quanto riguarda la presenza qui, è confermata anche da una serie di attività che il gruppo Ailex sta svolgendo, ne dico una su tutte. Ha investito a livello mondiale 13 milioni di dollari per un nuovo sistema informatico, detto in modo un po' approssimativo, un CRM nuovo che dovrà vedere l'implementazione in Italia intorno nella seconda metà del 2019, quindi questo vuol dire che sta investendo e investirà anche in Italia, stiamo parlando di un investimento importante per noi. E ora andiamo a Casalza Ligure perché sono partiti oggi di fatto i lavori sul versante franato alle spalle della IML. In campo i rocciatori per la messa in sicurezza dell'area. L'azienda spera di ritornare al più presto alla piena operatività della fabbrica. Sentiamo. Come procedono i lavori sulla frana? Sono partiti da qualche settimana, ma i lavoratori sul posto li ho visti oggi che hanno iniziato per poter mettere in sicurezza la parte necessaria per poter fare in modo che il sindaco le istruzioni possano modificare e ridarci la possibilità di poter operare in tutto lo stabilimento. Quindi oggi al via alle operazioni dei rocciatori, si tenta di aprire una parte chiusa dello stabilimento. Qual è? Lo possiamo ricordare? Sì, la parte chiusa, la parte più verso valle, dove c'è la stamperia, dove si costruiscono, si affinano gli stampi, dove c'è la materia prima. Su questa parte, che per noi è il cuore dell'azienda, è necessario partire in tempi il più rapidi possibili. È confermata la previsione di riapertura a un mese. In questo momento quanti sono i lavoratori in cassa integrazione? Beh, un mese noi è l'obiettivo che ci diamo, non mi sentirei di giurarci. Il cassa integrazione oggi si aggira dalle 15 alle 20 unità. Dal punto di vista dei carichi di lavoro, in questo momento l'azienda quanto sta soffrendo e perdendo anche? Beh, i carichi di lavoro non sarebbero neanche male, ci sarebbe anche un discreto carico di lavoro, seppur non eccezionale. Ovviamente vi è difficoltà, ma l'azienda è in un gruppo e quindi ovviamente riesce comunque a soddisfare, seppur parzialmente, i clienti, e credo che lo faccia con la serietà che l'ha sempre contraddistinta. Ecco. Avete chiesto aiuto alle istituzioni? In questo momento com'è la situazione? Su questo vi sono ancora delle aspettative che fino ad oggi non sono state
esaustive, cioè non abbiamo ancora avuto risposte positive. Auspichiamo che il sistema creditizio voglia dare fiducia. Cambiamo tema. La Collina delle Grazie, nella zona più a ponente di Chiavari, rappresenta un patrimonio storico, paesaggistico e architettonico, tanto che nel 2008 ha avuto il vincolo monumentale che tutela l'intera area anche da nuovi progetti di costruzione. Se ne è parlato a Chiavari, a Palazzo Ravaschieri, in occasione dell'8ª giornata nazionale della sezione Ligure dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. C'era per noi Giovanna Copello. Edifici storici e paesaggio, due aspetti che fanno della Collina delle Grazie un prezioso patrimonio. L'incontro, ospitato a Palazzo Ravaschieri, ha fatto luce sui manufatti realizzati su questa terrazza naturale a picco sul golfo. Intanto la storia. I primi possedimenti della famiglia Vaccà, originaria di un'area tra Bacezza e Rovereto, sono del 1400, passeranno ai Torriglia nel 1600. La famiglia è impegnata in affari mercantili e sulla collina si producono vari prodotti agricoli. La casa del Marchese era la casa di villeggiatura in campagna del Marchese, collegata invece a quella al mare nella zona di Preli. Tutto intorno le case dei manenti, dei contadini, le stalle, gli edifici di servizio tipici di un'azienda agricola, insomma. Secondo, gli aspetti costruttivi dei manufatti rurali che sono arrivati sino a noi. 2 sono abitati, per il resto non si supera la dozzina di costruzioni. E che sono certamente una peculiarità della nostra proprio costa chiavarese. E infatti abbiamo trovato e abbiamo evidenziato proprio delle risonanze non solo su quello che è solo la Collina delle Grazie, ma anche con quello che sono altri luoghi appunto di Chiavari, diciamo. Terzo, il paesaggio e la natura. L'area è talmente pregevole e ricca di storia che nel 2008 ha avuto dalla sovrintendenza il vincolo paesaggistico e monumentale nell'ottica di tutelare l'intera collina. Essendo un'area rimasta incontaminata, è una cosa purtroppo assai rara, e si potevano ancora leggere tutte le fasi delle varie trasformazioni e della continuità delle produzioni agricole, e quindi era molto interessante proprio dal punto di vista del vissuto umano. Quindi aveva tantissimi aspetti che fortunatamente grazie a questo vincolo riusciamo a proteggere, come è stato detto dall'architetto Spinetto, di fronte anche a qualsiasi nuovo progetto si potesse presentare. Il Cardinal Boetto, giusto tra le nazioni, andiamo sul sito dell'ANSA della Liguria, non ha mai barattato le ragioni alte del vivere per la propria sicurezza. Lo ha detto il Cardinale Angelo Bagnasco, che ha definito il Cardinale Pietro Boetto, al quale è stata conferita l'onorificenza alla memoria di Giusto tra le nazioni, una cerimonia che si è svolta questa mattina a Palazzo Tursi a Genova. Dopo i saluti del sindaco si sono succeduti gli interventi del Cardinal Bagnasco, del ministro consigliere dell'ambasciata di Israele e del rabbino capo di Genova Giuseppe Momigliano. Il ministro ha poi consegnato a Flavio e Mariella Audisio, che sono discendenti del Cardinal Boetto, la medaglia alla memoria dei giusti. Nato a Vigone Torinese nel 1871, era divenuto poi cittadino onorario della città di Genova nel novembre del 1945. Boetto fu coordinatore della delegazione di assistenza agli emigranti ebrei, il cui centro direzionale era proprio a Genova. La struttura riuscì a portare in salvo un gran numero di ebrei che dopo l'approvazione delle leggi razziali rischiavano la deportazione nei campi di concentramento. Veniamo sul territorio. Un giovane animatore dell'oratorio salesiano di Monleone ha emesso sabato scorso la promessa per diventare salesiano cooperatore. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, Giovanni, di Pian di Coreglia, che ha svolto tutta la sua formazione fin dall'asilo all'interno della struttura un tempo gestita dalle suore e oggi affidata all'impegno di un gruppo di laici. Giovanni ha promesso durante la messa, celebrata in modo inusuale di sabato nella chiesa di Monleone, da Don Mario Carattino, salesiano di Don Bosco e delegato dei cooperatori della Liguria. La figura del cooperatore è quella di un salesiano laico, impegnato nel promuovere la parte più spirituale e carismatica nella quotidianità della vita, dunque in famiglia, nell'ambiente di lavoro e in oratorio. Giovanni, che è professionalmente allenatore di nuoto, è a contatto con i ragazzi. L'evento è stato accolto con emozione e gioia dalla famiglia salesiana della Fontana Buona e da tutti i cooperatori, aspiranti, animatori ed ex allieve. Giovanni è uno dei ragazzi che nel 2013, durante la festa organizzata per salutare le suore che lasciavano la comunità di Monleone, salendo sul palco aveva manifestato il proprio desiderio di portare avanti la loro missione secondo il carisma di Don Bosco.
E in occasione del 30° anniversario della visita della statua processionaria della Madonna di Montallegro, la frazione di Valle Fredda, nel comune fontanino di Coreglia Ligure, si è riunita per un momento di preghiera. La statua sostò nella comunità il 7 giugno del 1988. Sabato scorso, sulla piazza di Valle Fredda, è stata celebrata la messa. Di questa zona della valle, peraltro, è originario il pastore Chichizola, al quale la Vergine apparve il 2 luglio 1557 a Montallegro. Alla celebrazione c'erano il rettore del Santuario Mariano Rappallese, Don Gianluca Trovato, e il parroco di Coreglia Ligure, Don Marco Gattorna, e al termine si è svolto un momento conviviale. Avete visto le foto di questo momento. Ora la linea alla rassegna stampa, poi ci troviamo con gli ultimi aggiornamenti. Cottarelli e 2 piazze, incarico all'economista, fiducia alle elezioni subito, Movimento 5 Stelle attacca Mattarella, il PD guida il sostegno, tramontato Conte, ora il governo neutrale, già oggi ministri, ma la maggioranza è difficile, Di Maio chiede di manifestare, il Colle da lui soltanto falsità, Salvini tentato di correre da solo e su lo spread. La reazione: cattolici prima il bene comune, insulti e lodi, il presidente vince sul web, nei social media. E poi andiamo invece alle spoglie che ritornano a Sottolmonte, in provincia di Bergamo. Fino al 10 di giugno tanti pellegrini in arrivo, Papa Giovanni XXIII torna a casa, festa di fede e di popolo. Malattie rare, inguaribili, incurabili, una carta dei diritti, andiamo a vedere appunto all'interno del quotidiano Avvenire. Inguaribili mai incurabili, c'è luce per i piccoli malati, Alfio un mese dopo, dal bambino Gesù, una carta dei diritti per evitare nuovi scarti, dalla presidente Mariella Enoch, l'impulso per un testo e un seminario di studi che tengano vive le riflessioni aperte sul caso del bimbo di Liverpool. Siamo sul secolo XIX, in piazza contro Mattarella, offensiva Movimento 5 Stelle e Lega, incarico a Cottarelli, senza fiducia si vota dopo agosto. Il centrosinistra PD Gentilone scende in campo, Calenda lancia il fronte repubblicano, microfoni aperti ai leader e scalette che non cambiano, Rai sotto accusa nel servizio pubblico. E a proposito dell'Italia, ma l'Italia calcistica, l'Italia di Mancini ritrova Balotelli, il CT esordisce con un 2-1 contro l'Arabia Saudita, reti di Super Mario e Bellotti. Sempre dal secolo XIX, Portofino, troppi incidenti sui sentieri, arrivano i tornelli per fermare i turisti in Fradito. A Savona, casa rumorosa, il costruttore deve risarcire la proprietaria. E poi l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Castellucci, il tunnel della Fontanabuona non è un'opera prioritaria. Tradito dai social a Rapallo, il writer seriale adesso si pente e lavorerà per la città. Sul secolo, sempre nelle pagine del Levante, pistola pronta a sparare, arrestato, già noto per diversi reati, un pregiudicato del 66 bloccato al casello autostradale di Rapallo con un'arma che aveva un colpo in canna. Nella casa presa in affitto dall'uomo i carabinieri hanno scovato ben 12 coltelli e un tirapugni. E ancora dal secolo XIX, ancora a Rapallo, la battaglia del decoro, no a chi circola in costume da bagno o a torso nudo, scattano i cartelli e le sanzioni, con l'estate alle porte torna l'ordinanza in città, vestiti è meglio, we love your clothes, ma chi sgarra paga 50 euro. Le ultime novità dalla redazione, dove è pronta Cristina Oneto. A te Cristina. Sì, grazie Maurizio, un saluto a tutti i telespettatori. Proprio questa mattina, poche ore fa, sono ritornati nell'ex convento dell'Annunziata a Sestri Levante 2 bassorilievi raffiguranti l'Annunciazione, sottoposti ad un accurato restauro conservativo. Gli interventi di cui sono stati oggetto hanno previsto la pulitura delle strutture marmoree, in larga parte ricoperte da schizzi di cemento e particolarmente deturpate sia dal punto di vista estetico sia conservativo. Il bassorilievo raffigurante la Madonna era inoltre frammentato in 21 pezzi che sono stati riassemblati per mezzo di apposite resine, ricostruendone alcune porzioni mancanti. Lo studio delle opere ha inoltre permesso di metterne in luce e ipotizzarne la particolare tecnica esecutiva, ovvero la probabile originaria presenza di un fondo intarsiato in marmo portoro di cui ne restano solamente 2 piccole porzioni. Stiamo vedendo alcune fotografie. Dalla redazione è tutto, linea allo studio.
Bene, grazie. Noi concludiamo con una notizia di cronaca che fortunatamente si è conclusa bene. Grazie all'intervento tempestivo, infatti, di una squadra della Croce Rossa di Lavagna e all'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico è stato possibile salvare un 60enne in arresto cardiaco. Il fatto è accaduto domenica scorsa, ma l'ente di soccorso l'ha divulgato solo stamani. L'uomo si era sentito male mentre si trovava sul lungomare lavagnese. All'arrivo dei soccorsi era privo di coscienza e a terra, appunto, in arresto cardiaco. Dopo aver effettuato tutte le manovre previste dalle linee guida, la squadra ha utilizzato il defibrillatore effettuando la prima scarica. Alla seconda il paziente ha manifestato segni di circolo e quindi il suo cuore ha ripreso a battere autonomamente. Nel frattempo è sopraggiunta l'automedica da Rapallo che ha stabilizzato il paziente e lo ha trasferito al pronto soccorso di Lavagna in codice rosso. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con TG Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.